blocca la somministrazione AstraZeneca, al via le prenotazioni per i soggetti vulnerabili. Da oggi Palma di Montechiara e Caltanissetta diventano zona rossa, lo era già Raffadali, Sciacca si avvia a diventarlo. L'avvocato canicattinese Porcello resta in carcere, rigettato il ricorso della difesa. A Lampedusa e Linosa approvato il PRG, fino a oggi nel territorio delle due isole vigeva solo il piano di fabbricazione che risale al 1974. Montevago inaugura Piazza della Repubblica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza firma lo stop ad AstraZeneca. AIFA vieta l'uso in via precauzionale in tutta Italia. Lello Casesa. Sono 115.000 i cittadini siciliani vaccinati con AstraZeneca e deve essere chiaro a tutti che le evidenze scientifiche indicano che il vaccino è sicuro. Questo in sintesi il ragionamento di Ruggero Razza, assessore alla sanità, ieri ad Agrigento, in occasione dell'inaugurazione del nuovo hub all'interno del Palazzo dei Congressi. Ha fatto bene AIFA a sospenderne in via cautelativa la somministrazione in attesa delle decisioni che saranno assunte dall'EMA, l'Agenzia di Farmacovigilanza Europea. Ho firmato la sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca, ha continuato Razza, ed abbiamo già avvisato tutti i cittadini che si erano prenotati. Partiranno oggi le prenotazioni per 500.000 siciliani cosiddetti fragili con Pfizer e Moderna. Si potrà fissare l'appuntamento tramite piattaforma online, numero verde o medico di famiglia. Il nostro obiettivo resta completare la vaccinazione entro la fine dell'estate. Ad oggi in Sicilia ci sono 115.000 vaccinati con AstraZeneca, 400.000 con Pfizer e 19.000 con Moderna. Durante l'incontro ieri nella città dei Templi si è svolta una riunione con le forze armate per prepararci alla vaccinazione di massa. Stiamo definendo un accordo con le farmacie e pensiamo anche alla realizzazione di vaccini presso l'Università di Palermo. Ed infatti il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo è una delle 26 strutture ospedaliere italiane ad essere coinvolta nella fase di sperimentazione del nuovo vaccino anti-Covid di Made in Italy. Il vaccino si chiama Reitera. Si tratta di uno studio scientifico condotto dalla società biotecnologica italiana Reitera in collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma. La prima fase della sperimentazione, iniziata lo scorso mese d'agosto, si è conclusa a gennaio. I primi risultati dimostrano l'efficacia del nuovo vaccino e la sua tollerabilità. L'organismo in cui il vaccino è stato inoculato è in grado di produrre sia anticorpi che linfociti T, capace di dare aiuto alle altre cellule nella risposta immunitaria. Siamo già pronti, hanno detto i tecnici di Reitera, per la seconda fase, individuando i volontari disponibili alla somministrazione del vaccino. Dopo la decisione comunicata dall'AIFA di sospendere cautelativamente la vaccinazione con il vaccino di AstraZeneca. Alcuni minuti fa, prima di salire per questo momento di incontro anche in diretta sui canali della Regione, ho firmato la sospensione delle vaccinazioni in adesione al documento predisposto da AIFA, che, come ha chiarito il ministro Speranza, si tratta di una sospensione cautelativa in attesa delle decisioni che nella giornata di domani dovrebbero essere assunte dall'EMA. Chi ci ascolta deve capire come funziona il fenomeno della farmacovigilanza, perché quello che sta accadendo in queste giornate è senza dubbio la dimostrazione che in Italia e in Europa il fenomeno della farmacovigilanza funziona in maniera assolutamente tempestiva, immediata e nell'interesse dei cittadini soprattutto. I principali paesi europei hanno deciso di voler approfondire nelle giornate di domani e dopodomani gli effetti che sono stati rappresentati anche da molti mezzi di comunicazione sul vaccino di AstraZeneca. E alcuni minuti fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito ulteriormente che il vaccino è assolutamente sicuro. Questo ho il dovere di dirlo perché in Sicilia fino ad oggi sono oltre 115.000
i cittadini che hanno ricevuto un vaccino AstraZeneca. E la prima cosa che deve essere chiara anzitutto a loro che le evidenze scientifiche ad oggi chiarite da AIFA, Organizzazione Mondiale della Sanità, e dall'EMA indicano con chiarezza che il vaccino è un vaccino sicuro. Peraltro è stato fino ad oggi somministrato in milioni e milioni di dosi in tutto il mondo. Il movimento dei poliziotti democratici e riformisti ha inviato una lettera al capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato, dopo il susseguirsi di notizie davvero preoccupanti in merito agli effetti, si presuppone, derivati dal vaccino AstraZeneca, apprendono con soddisfazione, si legge nella nota, la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Questo però, prosegue la missiva, non ha certamente rasserenato lo stato d'animo dei numerosi tutori delle forze dell'ordine che fino ad oggi, seppur su base volontaria, hanno già effettuato il predetto vaccino. Considerato il disorientamento generalizzato tra il personale, chiediamo se sia possibile sottoporre i colleghi già vaccinati ad esami ematologici specifici per la coagulazione. Parliamo adesso della morte del carabiniere Giuseppe Maniscalco di Trapani. Escludere un collegamento tra il vaccino e la morte dell'uomo è stato l'esame autoptico eseguito nell'ambito dell'inchiesta che la Procura ha aperto dopo la denuncia presentata dai familiari. C'è il servizio. Non sono emerse evidenze macroscopiche nell'autopsia sulle cause che hanno provocato la morte di Stefano Paternò, per cui attendiamo l'esito degli esami istologici, lo afferma Dario Seminara, l'avvocato della famiglia del militare di 43 anni deceduto il 9 marzo scorso nelle ore successive alla somministrazione di una dose del vaccino AstraZeneca, ritirato nella serata di ieri dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Per l'esame autoptico la Procura di Siracusa, titolare dell'indagine, ha nominato un pool di esperti composto da 4 periti. La difesa della famiglia, rappresentata dagli avvocati Dario Seminara, Lisa Gagliano e Attilio Indelicato, ha incaricato dei propri consulenti Angelo Indelicato, Giancarlo Guerrera, Lucio Di Mauro, Francesco Ristagno e Dario Condorelli, che hanno preso parte all'autopsia svoltasi sabato all'ospedale Cannizzaro di Catania e durata oltre 3 ore. Un fatto è certo: nell'autopsia non ci sono elementi evidenti e chiari che possono legare la morte del militare in servizio ad Augusta all'inoculazione del vaccino, ma vale naturalmente il concetto opposto. Aspettiamo esito dell'esame istologico che avremo tra una ventina di giorni, solo allora si potrà verificare se le nostre ipotesi sono fondate, precisa l'avvocato Seminara. Ma qualcosa non torna nella morte del militare Stefano Paternò, avvenuta di fatto dopo il vaccino, a raccontare quanto di più tremendo è accaduto alla moglie Caterina Arena, ospite a Non è l'Arena. Il momento più buio è la notte, ammette la donna, quando sto insieme ai miei figli e mi chiedono perché è morto il papà e mi supplicano di non andare via anche io. Questo è il momento più brutto della giornata, dobbiamo aspettare. Continua ancora la donna all'autopsia, ma era una persona sana ed era contento di vaccinarsi, anzi invitava tutti a farlo. Questo martedì alle ore 16. Intanto al Duomo di Catania i funerali di Stefano Paternò, la salma è stata dissequestrata dai magistrati della Procura di Siracusa. In occasione del rito funebre sarà organizzato il picchetto d'onore per l'ultimo saluto al 43enne originario di Corleone. Intanto lo stop precauzionale al vaccino AstraZeneca causa un effetto panico a cascata. Sono 16.000 solo in Sicilia le prenotazioni vaccinali cancellate nell'arco di poche ore della diffusione della notizia da parte dell'Agenzia del Farmaco. Di queste poco più di 6.000 sono le cancellazioni automatiche scattate per la giornata di oggi. Si tratta di persone che avrebbero per l'appunto dovuto ricevere il vaccino AstraZeneca. È operativa la prenotazione del vaccino per i soggetti estremamente vulnerabili. Saranno vaccinati con Pfizer o Moderna. Il nostro direttore Arturo Cantella. Da oggi è disponibile la prenotazione del vaccino anti-Covid per i soggetti estremamente vulnerabili sul sito delle Poste Italiane.
Di concerto con la Regione Siciliana e attraverso i consueti canali messi a disposizione dell'azienda è operativa la prenotazione del vaccino per i soggetti estremamente vulnerabili, ossia le persone affette da condizioni di danno d'organo preesistente o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19. Per soggetti estremamente vulnerabili si intendono in particolare i cittadini appartenenti a codici di esenzioni specifici, ovvero ad aree patologiche individuate da appositi elenchi. Già da oggi in Sicilia quelli che hanno oltre i 70 anni e i nominativi in target docente e non docente delle scuole paritarie, regionali o enti di formazione OIF, anche la nuova categoria di cittadini potrà richiedere il vaccino anti-Covid tramite la piattaforma prenotazione vaccinocovid.gov.it o al call center dedicato telefonando al numero verde 800 009 966, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, escluso il sabato e la domenica, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2300 portalettere che porta a porta e per chiunque ne faccia richiesta potranno prenotare e stampare in tempo reale la ricevuta dell'appuntamento. Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare utile e indispensabile per la conferma dell'appuntamento. Poste Italiane conferma che, come di consueto e come per gli altri target, le liste ricevute con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti-Covid autorizzati dalla Regione Siciliana sono liste specifiche che non possono subire alcun tipo di intervento. Si consiglia a chiunque gli aventi diritto e quindi rientrante nei target specifici in merito a riscontri e problematiche legate all'inserimento dei dati, pur ritenendosi in possesso dei requisiti stabili al momento della prenotazione, ad aprire un'eventuale segnalazione contattando il call center 800 009 966, che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche. Si ricorda infine che il vaccino è gratuito e non è obbligatorio. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, componente dell'assemblea ANCI, è nuovamente intervenuto sulla questione della vaccinazione prioritaria dei sindaci, dopo che nei giorni scorsi aveva esternato la sua solidarietà al sindaco 78enne di Corleone Nicolò Nicolosi, dimessosi dopo le polemiche sorte in seguito alla sua decisione di vaccinarsi, pur non essendo in lista d'attesa. Alcuni parlamentari della Camera avevano fatto inserire e approvare un ordine del giorno in cui chiedevano di inserire i sindaci tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione, ma il presidente nazionale dell'ANCI, Antonio De Caro, aveva dichiarato: ringrazio i parlamentari, ma ci sono tante categorie di lavoratori esposte e fragili che dovrebbero essere vaccinati prima di noi. Noi sindaci aspetteremo il nostro turno. A Cuffaro, come dicevamo, non è andata giù la dichiarazione di De Caro e ha così replicato: non ritengo possibile che il presidente nazionale dell'ANCI non valuti con attenzione il ruolo e l'importanza che ha un sindaco, specialmente in questo momento di crisi sanitaria con le conseguenti crisi economiche e sociale. Dopo Raffadali, anche Palma di Montechiaro diventa zona rossa. Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha istituito infatti altre 2 nuove zone rosse in Sicilia, sono i comuni di Caltanissetta e appunto Palma di Montechiaro. L'ordinanza è valido fino al 30 marzo. Il nostro direttore ha intervistato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Vediamo. Il presidente della regione, onorevole Nello Musumeci, ha istituito 4 nuove zone rosse in Sicilia e sono i comuni di Caltanissetta, Caltavuturo, Scicli in provincia di Ragusa e Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento. L'ordinanza è entrata in vigore oggi 16 marzo, sarà valida per i successivi 14 giorni fino al prossimo 30 marzo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive ASP. Sentiamo in merito il sindaco di Palma Montechiaro, Castellino. Abbiamo appena
completato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato da Sua Eccellenza il Prefetto insieme a tutte le autorità provinciali, e abbiamo definito il piano di controllo e di azione da portare avanti da oggi fino al 30 di marzo, il giorno in cui dovrebbe finire la zona rossa. Purtroppo la presenza di un repentino aumento dei contagi e la contemporaneità con la variante inglese ha portato la mia persona, in quanto autorità massima, in quanto autorità sanitaria locale massima, e l'ASP, a far valutare alla Presidente della Regione la dichiarazione di zona rossa, che è ritenuta indispensabile al fine di prevenire ciò che sarebbe sicuramente stato peggiore da affrontare. In questo modo potremmo tenere la situazione sotto controllo e probabilmente i nostri concittadini comprenderanno che aver vissuto la zona gialla come una zona franca, ciò che tra l'altro è avvenuto credo in tutta Italia, ha di fatti portato al precipitare della situazione, ma sono convinto che la città come sempre risponderà bene e all'unisono, e insieme supereremo questo ulteriore terribile momento. Quanto durerà questo lockdown, Sindaco? E tra l'altro diverse scuole sono state anche colpite, no? Sì, i focolai hanno aderito le scuole perché di fatti poi rappresentano, pur nella sicurezza che portano avanti i dirigenti, a quanto pare un comportamento di alcuni studenti non corretto ha di fatti causato l'esplosione di ulteriori focolai. Non esiste scuola del territorio che non abbia al suo interno diversi positivi, e ciò ha portato alla mia ordinanza prima e poi, in un contesto più generale, all'ordinanza del Presidente della Regione, che come detto poc'anzi sarà valida fino al 30 di marzo, salvo mutamenti epidemiologici. Ci saranno dei piani per le vaccinazioni particolari per le zone rosse? Per le zone rosse credo che non esistano piani di vaccinazione particolari, però già il Comune, in accordo con l'ASL, si era già attivato e procederemo in maniera ancora più spedita per la realizzazione di un punto di vaccinazione in via Vittime delle Mafie. La parte che riguardava la parte strutturale è stata completata, adesso procederemo in sostituzione dell'ASP all'acquisto di quanto necessario per approntare il punto di vaccinazione, dopodiché daremo il via alla campagna di vaccinazione di massa. Stiamo già chiedendo lo screening della città e a breve partirà anche quello. Continuano ad aumentare i casi a Sciacca, al momento gli attuali positivi sono 116 e il servizio di sorveglianza dell'ASP ha notificato la richiesta di istituire la zona rossa sia al sindaco Francesca Valenti sia al presidente della regione Nello Musumeci. Il deputato regionale e vicepresidente vicario dell'Assemblea regionale Roberto Di Mauro interviene a seguito dell'inaugurazione del lab vaccinale al Palacongressi di Agrigento. È il 7° in Sicilia. Arturo Cantella. Positivi riscontri arrivati da tante parti sull'inaugurazione del lab vaccinale al villaggio Mosè. Tra questi quelli del vicepresidente dell'ARS, onorevole Roberto Di Mauro, che ritiene la giornata di ieri fondamentale per dare assistenza ai cittadini e garantire una decisa accelerazione alla lotta al Covid-19. Per Di Mauro aver aperto un hub provinciale è un deciso passo in avanti nella battaglia a questo male invisibile e letale che da più di un anno blocca le nostre vite. Un impegno straordinario del governo, in particolar modo dell'assessore, di tutto il gruppo dirigente dell'assessorato alla sanità. Siamo in linea con le aspettative e per quanto ci riguarda l'interesse nostro è quello di rendere un servizio con urgenza al territorio siciliano, la salvaguardia della salute. Per fortuna qui le condizioni sono più ottimali rispetto al resto d'Italia e speriamo di uscircene nel più breve tempo possibile. La concertazione istituzionale tra Regione, Ente Parco, ASP e la Protezione Civile ha dato ovviamente un risultato concreto e darà uno slancio alle vaccinazioni. Siamo al 7° hub vaccinale inaugurato
dopo quelli più grandi, ma questa è una bellissima struttura che viene valorizzata. Questo hub contiene 48 postazioni e consentirà di fare fino a 4.000 vaccinazioni al giorno, vaccini permettendo. Fa parte di un programma di 9 hub vaccinali voluti dal governo regionale, dal presidente Musumeci e dall'assessore Razza, per aumentare in modo straordinario la capacità di vaccinazione della regione in modo da poter vaccinare tutti i siciliani entro l'estate. Questo è il mandato che è stato dato dalla Protezione Civile regionale un mese fa e che abbiamo adempiuto con il 7° centro, mercoledì l'inaugurazione anche di Trapani. È una struttura importante, molto bella e penso che sarà determinante per sconfiggere questa pandemia. Solo i vaccini possono sconfiggere la pandemia, al di là di tutto ciò che sta succedendo oggi, su cui comunque bisogna fare degli accertamenti per il dolore provocato appunto alle vittime e alle famiglie delle vittime. Il Palacongressi, una struttura spaziosa e funzionale, è già attrezzata per garantire livelli di sicurezza e di assistenza con 42 postazioni che nel giro di poco tempo a regime permetterà fino a 4.000 vaccinazioni al giorno. Oltre al personale medico all'interno dell'ASPI ci sono dei volontari che sicuramente parteciperanno. Noi come ordine dei medici siamo pronti a collaborare alla riuscita di questo momento di speranza, perché solo così si può uscire dalla pandemia con una vaccinazione di massa. Noi siamo pronti a collaborare con l'ASPI, ma già l'ASPI, devo dire... I medici di famiglia saranno coinvolti? I medici di famiglia saranno coinvolti. L'8 marzo hanno stilato l'accordo con l'assessore della sanità e quindi a breve ci saranno tutte le... operativamente quello che devono fare. Il problema è solo uno, il numero di vaccini. La strozzatura non è nella distribuzione, ma la strozzatura è nel numero di vaccini, che sono pochi quelli che arrivano. Siamo proprio il primo ascolto dei cittadini e dove vediamo che ci sono comunque delle situazioni di disagio legati a questa pandemia che ormai ci sta facendo vivere a tutti nell'incertezza e nella solitudine, cerchiamo di suggerirli ed approcciarli a quello che è il supporto psicologico. Infatti nella provincia di Messina i distretti sono 9 e in tutti i 9 ci sono dei team formati da professionisti, psicologi e psicoterapeuti pronti all'ascolto dei cittadini. Il cittadino ha due possibilità, sia rivolgersi direttamente a questi team dove ci sono dei numeri di rete fissa, oppure passare attraverso noi che poi indichiamo come rivolgersi a loro. Io spero, anzi lo dico qua, che questo supporto continui anche nel tempo e che venga anche allargato ad altre situazioni di disagio, che partono sempre comunque da questa situazione generale che viviamo tutti, quindi bisogna un attimino allargarlo ed estenderlo anche ad altre situazioni. Il cadavere di una donna è stato trovato in una pozza d'acqua nei pressi della linea ferroviaria Palermo-Agrigento tra Altavilla e Santa Flavia. Sono stati passeggeri di un treno a lanciare l'allarme notando il corpo della donna, inizialmente non identificata perché non aveva documenti addosso, ma si tratta di una quarantenne di Termini Imerese, Giovanna Allegra, la madre della donna che l'aveva sentita per l'ultima volta alle 16:40 di ieri, aveva segnalato alle forze dell'ordine che la figlia non era rientrata a casa. La Procura di Termini ha disposto l'esecuzione dell'autopsia presso l'Istituto di Medicina Legale. Le indagini sono in corso, non si esclude alcuna pista. I poliziotti della squadra mobile del commissariato di Avola hanno arrestato per tentato omicidio e detenzione di arma clandestina Gabriele Ligioi, 39 anni, di Avola in provincia di Siracusa, indagato di tentato omicidio perché avrebbe esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro un trentenne che gli avrebbe incendiato l'automobile e il negozio. A causa di ciò il trentenne è stato anche arrestato e poi liberato. La vittima, colpita alle gambe, è stata trasferita all'ospedale di Maria di Avola. Eseguito un intervento chirurgico per estrarre il proiettile.
I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno confermato l'ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti dell'avvocato Angela Porcello, fermata il 2 febbraio da Ross nell'ambito dell'inchiesta antimafia Xidi. I dettagli nel servizio. I giudici del riesame di Palermo hanno confermato l'ordinanza cautelare in carcere messa nei confronti dell'avvocato Angela Porcello, fermata il 2 febbraio scorso dal ROS nell'ambito dell'inchiesta antimafia denominata Xidi, che ha confermato la leadership di Matteo Messina Denaro in Sicilia e delineato il ruolo del legale di consigliori e cassiera del mandamento di Canicattì Agrigento, di cui il suo ex compagno Giancarlo Bugea sarebbe stato il punto di riferimento. La professionista, cancellato ormai dall'ordine degli avvocati dopo l'operazione, avrebbe organizzato summit fra mafiosi nel suo studio, articolando insieme all'ex compagno Bugea, imprenditore già in passato condannato per mafia, strategie dinamiche di Cosa Nostra, arrivando pure a suggerire l'omicidio del collaboratore di giustizia Giuseppe 40. L'avvocato Porcello, che si sarebbe servita delle informazioni dell'ispettore di polizia Filippo Pitruzzella, che avrebbe messo al corrente lei e Bugea delle indagini in corso, fra le altre cose avrebbe gestito la cassa della famiglia mafiosa e trasmesso all'esterno del carcere, dove era detenuto in regime di 41 bis, i messaggi e le direttive del boss ergastolano Giuseppe Falsone, strumentalizzando il suo ruolo di difensore. I giudici, adesso pronunciandosi sul ricorso del suo difensore, l'avvocato Raffaele Bonsignore, hanno così rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza emessa dal GIP di Palermo Lirio Conti su richiesta del PM Claudio Camilleri, Geri Ferrara e Gianluca De Leo. L'avvocato mi ha detto che devono fare 52 arresti a Ravanusa, Canicattì, Palma e Licata. Lo ha detto a mio nipote, ne ho parlato con Lillo Di Caro e ora sto avvisando te. Un collega di Angela Porcello avvisava così il nipote del boss Luigi Boncori di un'imminente operazione antimafia successiva al doppio blitz assedio Helicon dell'estate 2019. La circostanza emersa negli atti dell'inchiesta, la notizia che probabilmente era infondata, almeno in quei termini, getta così nel panico l'intera consorteria. Boncori per prima cosa la riferisce a Lillo, ovvero a Di Caro, poi va a dirla a Giancarlo Bugea, compagno dell'avvocato Porcello. I due organizzano una vera e propria fuga. Sono arrivata sotto casa, racconta la stessa Porcello, intercettata l'indomani ho trovato Giancarlo, mi ha detto che dovevamo andare a dormire in campagna, non ho chiuso occhio tutta la notte. Il 2 agosto del 2019, dopo la fuga, per sottrarsi alla cattura, l'avvocato Porcello cerca di capire cosa fosse successo. Si conviene sul fatto che sarebbe stato indispensabile accertare la fonte della notizia del collega. Boncori rassicura che avrebbe accertato la cosa, ma ritiene sconveniente e rischioso il suo intervento in prima persona, dicendo che lo avrebbe accertato attraverso il nipote. Pubblicità e pandemia. Rea TV fa ricorso al Consiglio di Stato, contributi dati solo alle TV più grandi e per promuovere altro. Arturo Cantella. Continua l'impegno legale nell'affermazione dei principi che vanno verso ciò che si trova scritto in tutte le aule dei tribunali, che la legge è uguale per tutti, da parte dell'Associazione delle radio e TV locali della REA, con in testa il presidente, l'ingegnere Antonio Diomede, verso le decisioni adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico di destinare i soldi per i ristori dovuti alla pandemia del Covid-19, ben 50 milioni di euro, erogati solo alle emittenti televisive più grosse, discriminando le altre TV e radio locali che in periodo di piena pandemia hanno ugualmente informato il proprio territorio di quanto accadeva senza nessuna limitazione, anzi con un impegno sempre più continuo e massiccio, documentando dal vivo quanto succedeva in pieno Covid-19 nonostante le zone rosse, con i rischi del caso. A tal riguardo la REA e l'associazione Libersind Confesal, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Parenti del Foro di Roma, hanno firmato un appello cautelare al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza 98/2021, pubblicata il 12 gennaio 2021 del TAR Lazio di Roma, sezione Terza Terre, che ha rigettato l'istanza cautelare proposta nell'ambito del ricorso 10.375/2020, ritenendo errata la tesi del giudice di primo grado nel reputare insussistente
estende il fumus bonis iuris, in quanto il contributo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 195 del decreto legge 34/2020 sarebbe istituito non a sostegno delle perdite economiche subite dalle emittenti televisive locali, ma a beneficio della collettività ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico della maggiore diffusione possibile delle informazioni istituzionali necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria. La REA e la Libersind Confesal hanno invece raccolto dati e testimonianze documentate come la maggior parte dei 50 milioni erogati sono finiti per pubblicizzare la lotteria degli scontrini, il cashback, il Meet Grazie, il Ristoro Italia e altri spot che poco o nulla hanno a che fare con l'emergenza sanitaria Covid-19. Il presidente della REA, l'ingegnere Antonio Diomede, ha ribadito come al Consiglio di Stato che quei 50 milioni dovevano essere impiegati per dare istruzione ai cittadini, in qual modo affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Invece, per altri motivi, almeno 40 milioni sono finiti nelle tasche di grossi gruppi televisivi, facendo fallire il rimanente settore. Siamo in fiduciosa attesa della considerazione del Consiglio di Stato affinché venga chiarita la trama di quell'articolo 195 del cosiddetto decreto rilancio del governo Conte. Intanto, conclude l'ingegnere Diomede della REA, ha chiesto un'inchiesta parlamentare a tutti i deputati della Camera e del Senato. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Un cittadino di Agrigento, residente nel quartiere di Fontanelle, lancia un accorato appello all'amministrazione comunale affinché si provveda al rimedio della presenza di cani incustoditi che in alcuni casi sono violenti. È accaduto infatti che il padre di tale cittadino, a passeggio con il suo cane al guinzaglio in viale Sicilia, è stato aggredito e gettato a terra da un pitbull incustodito. Il malcapitato è stato liberato dalle grinfie del cane grazie all'intervento di un carabiniere di passaggio fuori servizio. Poi sono stati allertati i vigili urbani che hanno trasferito il cane in un apposito canile. Non si conosce il proprietario in quanto il cane è sprovvisto di microchip. Nuovo look per Piazza della Repubblica a Montevago. Vediamo. Inaugurata a Montevago dopo il restyling la fontana con la scultura di Gio Pomodoro in Piazza della Repubblica. Adesso diversi giochi d'acqua e di luci danno uno spettacolo valorizzando la prestigiosa opera Sole Nascente e tutta la piazza principale del paese dove ha sede il Palazzo di Città. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito dei progetti di democrazia partecipata su proposta dell'associazione culturale La Smania Addosso. Il costo dell'intervento è stato di circa 18.000 euro. Il progetto, realizzato dall'architetto Francesco Saladino, spiega il sindaco Margherita La Rocca-Ruvolo, rientra in un ampio progetto di riqualificazione della piazza di Repubblica che ha previsto la realizzazione del sistema di illuminazione a risparmio energetico. Già sono stati installati nuovi giochi per i bambini ed è stata realizzata una passerella per consentire dalla piazza l'accesso delle persone con disabilità nella biblioteca comunale. È un altro bel momento che la comunità di Montevago sta vivendo e la cosa anche propiziatoria è che sta accadendo quando ancora siamo in zona gialla, abbiamo potuto consentire ai cittadini di venire e di poter assistere all'inaugurazione di questa fontana, al restyling che è stato fatto con l'illuminazione, con i getti d'acqua, insomma dare un po' di colore a Piazza della Repubblica, con l'auspicio che questo, assieme ad altri lavori che sono stati fatti e ad altri che se ne faranno nei prossimi giorni, possa questo luogo essere un luogo di aggregazione e di essere vissuto come ce lo ricordavamo prima della pandemia, quindi essere un momento in cui i cittadini si ritrovano. Questo è l'augurio che come sindaco faccio alla mia comunità e a tutte le comunità del mondo intero. La pandemia alle spalle e il ripristino delle piazze come luoghi di ritrovo, luoghi di cultura, luoghi di incontro. Per Lampedusa e Linosa si tratta di un traguardo storico. Grazie alla nostra amministrazione comunale, infatti, per la prima volta il Comune si è dotato del piano regolatore generale del regolamento edilizio. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, all'indomani della pubblicazione della delibera di adozione del PRG. Fino a oggi nel territorio delle due isole vigeva solo il piano di fabbricazione che risale al 1974.
Sit-in oggi a Palermo dei sindacati degli edili della scuola e della rete degli studenti per chiedere di accelerare all'avvio dei cantieri con l'utilizzo dei 17,5 milioni di euro assegnati col decreto agosto per la messa in sicurezza delle scuole cittadine della provincia. Vediamo. Siamo qui davanti alla ex provincia per una questione molto chiara. Il tema dell'edilizia scolastica ormai dopo la pandemia è emerso in maniera molto significativa, cioè vanno ammodernate, vanno messe in sicurezza tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Le risorse ci sono, l'anno scorso il decreto agosto ha messo a disposizione per la ex provincia di Palermo 18 milioni di euro e la scorsa settimana il neo ministro Bianchi ha sottoscritto un ennesimo accordo che prevede circa 1 miliardo e 125 milioni di euro da mettere a disposizione per i territori e quindi per le province proprio per l'ammodernamento delle scuole superiori. Quindi noi siamo qui proprio per avere contezza rispetto a quello che è il programma dei lavori che l'ex provincia di Palermo intende portare avanti, perché questo tema va affrontato in maniera chiara. Da un anno a questa parte dalla pandemia ancora ci ritroviamo a dover scegliere tra diritto allo studio e diritto alla salute e a dover affrontare una didattica mista che è senz'altro scomoda e non proficua. Ancora non sono stati messi a disposizione, nonostante i fondi, come è stato già detto, ci sono, le strutture ci sono ed è stata fatta anche richiesta, ancora non sono stati messi a disposizione. Sono problematiche che già c'erano da prima della pandemia, sono state messe in evidenza dalla pandemia, ma si parla di classi pollaio, si parla di tantissime cose, alcuni fondi sono stati spesi per edilizia leggera, però ancora dopo un anno non è stato fatto nulla e quindi ci ritroviamo a dover scegliere tra diritto alla salute e diritto allo studio ed è una cosa gravissima perché è passato, ripeto, un anno dalla pandemia. Dai comuni di Trapani ed Erice arriva la richiesta di rettifica dei confini. I dettagli nel servizio. Assolutamente necessario tornare a parlare di questa questione, ma soprattutto questa volta affrontare la questione. Ciò che è avvenuto a Trapani con missili scemi e quindi la perdita, tra virgolette, per Trapani di 9.000 cittadini circa ha in qualche modo stimolato e risvegliato le coscienze e gli animi. In questo momento l'attenzione è molto alta, ci stiamo lavorando in tanti, i punti di vista sono diversi, io sono contro la visione di chi propone la fusione, non ci si ferma a pensare, se parliamo di fusione, a quali potrebbero essere le conseguenze per i cittadini, come potrebbe modificare la qualità di vita del cittadino trapanese, che comunque non passerebbe altro che da un comune di 65.000 abitanti ad uno di 80.000, quindi nella sostanza e nella forma non cambierebbe assolutamente nulla. Bisogna intervenire sui confini perché sicuramente ci sono delle situazioni anomale lamentate dai cittadini stessi, le strade che per metà appartengono ad un comune, per l'altra metà appartengono ad un altro comune, servizi che vengono offerti ai cittadini da parte di magari enti diversi in maniera diversificata. Il comune di Trapani è uno dei confini territoriali per Erice, noi confiniamo anche con il comune di Buseto, confiniamo con il comune di Valderice, abbiamo una frazione addirittura che si espande su 3 comuni, Erice, Valderice e Buseto. Modificare questi confini, ma a doverlo fare assolutamente insieme anche ad altri comuni. La nostra proposta è quella di istituire un tavolo tecnico a cui possano partecipare assolutamente per forza tutte. Pensa che magari in un futuro prossimo possa essere anche vagliata l'idea di un referendum? Queste scelte dovranno passare per forza dall'espressione dei cittadini, lo prevede la legge, qualora dovessero dire sì, dovessero cambiare comune. Ciò che veramente dovrà mutare sarà la qualità di vita dei cittadini, cosa che oggi non è, per il semplice fatto che sia il comune di Trapani che quello di Erice si estendono su vastissimi territori che hanno delle caratteristiche assolutamente diverse. Da almeno 20 anni mi batto affinché, innanzitutto per difendere un comune ed evitare che possa scomparire per essere assimilato all'altro. Penso che Missili Scemi in qualche modo abbia detto: guardate che il cittadino, se vuole veramente, può cambiare
può cambiare le cose, può cambiare la situazione, può cambiare la propria qualità di vita. Tutti hanno sottovalutato la situazione di Misiliscemi, tutti hanno sottovalutato le loro richieste, le loro proposte per almeno 15 anni. Io leggo come una sorta di mortificazione anche per la città di Trapani, non perché adesso ha 8.600 abitanti in meno, ma perché comunque anche un indice di insoddisfazione dei cittadini rispetto a come questi sono stati considerati ad oggi. 15 anni, 18 anni addietro c'era un politico della provincia di Trapani che ci rappresentava a Roma, che aveva acceso l'idea della grande città e della città grande. Ha precorso i tempi quel politico? Non è che ha precorso i tempi, allora forse aveva più senso di oggi. Noi da allora ad oggi abbiamo perso tantissimi cittadini, sia il comune di Trapani che quello di Erice, quindi mentre allora si poteva ed era più corretto ipotizzare una città metropolitana, quindi al di sopra dei 100.000 abitanti, eccetera, c'erano tante nuove possibilità, oggi quelle possibilità non ci sono. L'unica cosa, secondo me, potrebbero essere i cittadini dei vari comuni che potrebbero esprimersi andando al voto dicendo a me sta bene com'è. Lì poi sta a noi e sta anche a tutti i professionisti che in questo momento stanno studiando le possibilità di una nuova vita per tutti, dimostrare quali sarebbe il futuro per questi cittadini, una possibilità di crescita del territorio sia a livello finanziario, quindi economico, rispetto anche alla distribuzione dei servizi e tutto quanto. Messina, ex teatro in fiera. Antonino Alibrandi della CISL chiede che l'area venga riqualificata e messa a regime produttivo. Vediamo. Questa è un po' la città di fermiamo tutto, dico, si ferma tutto quello che tende a essere recuperato. Credo che che ci sia un dibattito, probabilmente può essere anche un'opportunità, ma il tipo di dibattito deve essere costruttivo. Più che dire fermiamo tutto, partendo dal presupposto che sono opere già avviate da anni, quindi è un recupero di un'area che è stata abbandonata per anni e anni senza che nessuno mai parlasse di recupero, e fra parentesi chiusa anche alla fruizione pubblica. Il progetto vede la realizzazione di un'area per i congressi, vede l'apertura alla fruizione per tutto l'anno delle aree, e sicuramente la cosa più importante è la riqualificazione che porterà e le opportunità anche lavorative. Io credo che bisogna evitare di creare una discussione che possa far rischiare alla città di avere un'altra compiuta in città. Quindi bisognerebbe dire che su quella vicenda bisogna supportare quello che sta facendo l'autorità di sistema e magari immaginare di costruire anche la recettività attorno a una struttura del genere, per creare veramente un polo anche congressuale che possa portare occupazione, lavoro e anche opportunità per la città. Quella è un'area straordinaria che riqualificata e messa a regime e a sistema con quello che si sta costruendo potrebbe creare posti di lavoro e opportunità per la città. Bisognerebbe immaginare attorno a quello di ragionare di recettività, perché se c'è una sala congressi importante con molti spazi e molte aree da utilizzare, bisogna organizzare tutto quello che è la recettività delle persone che potenzialmente potrebbero venire a costruire. Quindi ulteriore opportunità per la città, invece di parlare di bloccare tutto, di ragionare su questioni che già ormai sono definite, quindi sono finanziate, si sta muovendo una risorsa importante in termini economici e anche occupazionali, perché la riqualificazione, il lavoro che c'è all'interno di quell'area sta dando posti di lavoro in un momento in cui i posti di lavoro li cerchiamo tutti, perché ci sono difficoltà legate anche e soprattutto alla pandemia. Credo che il recupero dell'affaccia a mare si possa fare in tanti altri posti della città, partendo dalle ex aree industriali, aree ASI, tutte le aree legate anche all'ex ferrovia che trancia totalmente la città e che oggi sono abbandonate, all'area legata alla parte diciamo della zona falcata, via Don Blasco. Dico, basterebbe recuperare quello per dare l'affaccia a mare alla città e non bloccare un'opera che invece potrebbe creare opportunità per la città. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse, valido fino alle ore 24 di oggi 16 marzo, previsti venti da forti a burrasca, con raffiche e burrasca forte sulla Sicilia, specie sui settori meridionali, attese mareggiate lungo le coste esposte. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.